il giudice non ha convalidato il fermo richiesto dal pubblico ministero, motivando sull'assenza del pericolo di fuga dell'arrestato, mentre ha disposto la misura cautelare in carcere, motivando sul pericolo di reiterazione del reato, dicendo sostenendo sostanzialmente che questa persona, non avendo grosse disponibilità economiche, potrebbe commettere nuovamente il reato per recuperare risorse finanziarie che gli servono per poter vivere. Resta dunque nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore il cuoco 35enne albanese residente a Jesolo, ritenuto il presunto responsabile dell'omicidio di Roberto Basso, il tabaccaio 64enne ucciso nella sua casa in via Antiche Mura lo scorso 6 maggio. La complessa e prolungata indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Venezia, durata quasi un anno, è stata portata avanti con attività tradizionali e tecniche e avvalendosi del supporto scientifico del RIS di Parma. Pesante il quadro indiziario a carico dell'uomo che aveva molti debiti e proprio questo potrebbe essere stato il suo movente. L'ipotesi accusatoria è quello che si sarebbe introdotto dentro l'abitazione del signor Basso per commettere un furto che poi sarebbe degenerato nell'omicidio del signor Basso perché è sorpreso nell'atto di compiere questo furto. Attraverso l'analisi di oltre 100 ore di filmati estrapolati dai vari sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, è stata individuata un'auto risultata di proprietà del 35enne presente sulla scena del crimine in un lasso temporale compatibile con l'orario dell'omicidio. Inoltre ci sarebbe un'intercettazione telefonica nella quale chiederebbe alla moglie di procurargli un alibi per la notte dell'omicidio, che il suo legale motiva così. Da quando è stato compiuto l'omicidio a quando è stato sentito a sommare informazioni, quando è stato sentito dai carabinieri, sono passati circa 6 mesi, quindi non poteva avere dei ricordi nitidi e limpidi. Allora lui, durante una conversazione telefonica con la moglie, stava raccontando cosa gli avevano chiesto i carabinieri e la moglie gli ha detto: ma perché hai detto questa cosa qua che non è vera, perché io mi trovavo all'estero. Quindi non è vero che lui ha sollecitato la moglie a creargli questo alibi. Nel corso dei vari sopralluoghi sono stati infine repertati alcuni frammenti in plastica di un cacciavite utilizzato per forzare la porta finestra dell'abitazione, sui quali è stato estratto un profilo genetico riconducibile all'indagato.